Io partirei, come ho detto nella premessa, dalle parole di Antonio Conte, ragazzi, che penso sia veramente ormai in definitiva il top player assoluto, insomma, che è anche sbagliato dire top player, si usano a volte delle parole improprie, del Napoli, comunque la persona che ci sta riportando in alto al di là di come andrà a finire questa stagione, in cui dice in conferenza stampa e anche nelle interviste il Napoli sta andando troppo forte. Ragazzi, dal mio punto di vista è comunque una considerazione fenomenale per far capire il lavoro che lui ha fatto, il lavoro che il gruppo ha fatto e che la società in ogni caso quest'anno finalmente sta facendo in un determinato modo, dicendo noi stiamo andando troppo forte, ma poi aggiunge, ma non intendiamo togliere il piede dall'acceleratore. Allora, secondo me, ripeto, volevo fare la considerazione su questa frase perché è una frase secondo me fortissima, dicendo noi stiamo andando troppo forte perché non ci aspettavamo questa tipologia di percorso, ci stiamo riuscendo con il lavoro, insomma, con l'aspetto tattico che sta migliorando sempre di più, con una serie di situazioni che Conte sta insieme al suo staff naturalmente plasmando a sua immagine e somiglianza nella squadra del Napoli, ma dice stiamo andando troppo forte per far capire che, diciamo, che non sia un percorso, che sia un percorso assurdo, ma che è una cosa comunque un pochino inaspettata. E ragazzi, direi che d'altronde chi cacchio se lo aspettava di fare questa tipologia di campionato arrivata fino a questo punto? Poi potrebbe succedere ancora di tutto e nessuno lo mette in dubbio, ma ditemi quale tifoso più ottimista avrebbe sperato che a questo punto avremmo avuto 50 punti in classifica con 7 punti in più dell'Atalanta. L'Inter chiaramente deve ancora giocare il recupero con la Fiorentina, ma comunque siamo lì a giocarcela, il che è già per me tantissimo. Infatti lui poi aggiunge, come ho già detto, ma non intendiamo togliere il piede dall'acceleratore, perché dice ok, non mi aspettavo magari, e secondo me non è nemmeno vero che non se lo aspettavo a Juve, cioè vuol dire che non è vero che non si aspettava, ma va bene. Però dice, non ci aspettavamo di essere qui, ma adesso che ci siamo non vogliamo rallentare, perché chiaramente ci proviamo fino in fondo